c'è questo bambino che sente provenire questi lamenti dalla stanza dei genitori, spalanca la porta e vede il papà abbracciato sopra la mamma. Dice: che fate? Il papà, preso alla sprovvista, si copre, imbarazzato, dice: niente, pensavamo di darti un fratellino, io non lo voglio, sto bene solo. Chiude la porta e se ne va. 2 giorni. Madonna, questa è cipolla però. Io no, è cipolla. Sai, con lo spaccadrodio spalanca la porta e trova la mamma sopra il papà. E adesso la mamma, presa alla sprovvista, molto imbarazzata, dice: niente, pensavamo di darti una sorellina, non ci siamo capiti. Io non voglio il fratellino, ma non voglio neanche la sorellina. Chiude la porta e se ne va. San Giovanni, 3 giorni dopo, fuochi d'artificio. Sempre la signora, vi faccio presente che ride. Il bambino si mette al buco della serratura e vede la madre a 4 zampe e il papà di dietro. Spalanca la porta: oh, non voglio neanche il cagnolino. Signora, ma che fa? Gliela spiega a suo marito. C'è una signora che va dall'oculista. Buongiorno dottore, buongiorno signora, prego una visita. Sì, ecco, mi faccio vedere subito. La signora si comincia a spogliare. No signora, guardi, io so un oculista, non so un medico generico, penso che qui ci sia un equivoco. E un attimo che mo te lo spiego, no? Se leva la giacca, se leva la gonnella. Signora, torna a ripetere, io sono un oculista, non sono un medico generico, io visito gli occhi. E un attimo che vai di fretta, mo te lo spiego il problema. Se leva sotto la mutandina, se leva il reggiseno e se sdraia sul lettino. Dottore, vieni a mette qua. E il dottore: ah signor, io sono oculista ma sto pure in uomo. Non mi provochi, la carne è debole. Tu sto di, vieni, no, vieni a mette qua. E il dottore si avvicina. La signora Opia se lo butta addosso e cominciano a fare l'amore. La signora: dottor. Ecco, io a sto punto non ci vedo più niente. Ma la pubblicità più assurda è quella di quella ragazza che alle 3 di notte chiama la madre che dorme anche impaurita, risponde: pronto? Mamma, che succede? Niente, devo dirti una cosa, dillo mamma. Mi devo preoccupare? No mamma, è una cosa da poco, però non so come dirtelo, dillo. A volte... La mamma: a volte cosa? Oddio, mi imbarazzo un po'. Dillo mamma, non mi fa stare in pena. A volte ho un Ho un fastidioso prurito intimo. La mamma: no, niente mamma, devi fare meno la cioccola mamma. Meno la dai e meno ti prude. È di famiglia che succede così. Pure... Allora ci stanno una coppia di spose prima notte di nozze. Riconoscibilissime le 2 coppie. La prima coppia di Roma, Fraciconi, Burini, tutti rattoppati zona Ladispoli underground. La seconda coppia zona benestante, tutti acchittati. Si incontrano fuori dalla stanza dell'albergo le rispettive signore. Riconoscibili anche qui tra di loro perché la signora Burina aveva un asciugamano pieno di toppichi, i sandaloni infradito, camminava tutta così. Invece la signora benestante era avvolta da un asciugamano, tutta cotonata, con i ciabattini che la piumetta, pare un cocker. La signora Burina si gira alla signora benestante e gli fa: senta un po' signor, come sta la notte de nozze? Estremamente bene. Ah, capito, mio marito è un uomo dalla grande fantasia sessuale. E a lei? Ma che ne so, io non ci sto a capire niente, non so come m'acchiappa mio marito, io non ci sto a capire niente. Senta signor, per curiosità, ma lei dopo la prima notte dei nozze andrà a visitare qualche paese? Ma certo, io andrò a visitare Parigi. Ah, vedi che fortuna la signora, oh. Mi torga una curiosità, ma come ha fatto a convincere suo marito a farsi portare a Parigi? Le spiego un trucchetto, tesoro. Durante il rapporto sessuale, al culmine dell'amplesso, io guardo mio marito e gli dico: caro, che ne pensi di Parigi? E lui: sì tesoro, Parigi, Parigi. A Zoticona gli fa: ah, capita signora, grazie del consiglio. Ritorna a stanza tutta ingrifata, apre la porta, trova il marito sul letto, gli si butta sopra e cominciano a fare l'amore. Al culmine dell'amplesso a Zoticona guarda il marito e gli fa: caro, che ne pensi di Rapallo? Rapallo? Rapallo, ma come Rapallo? Ti è sempre piaciuto così? Buoni che marestano. Ci sono 4 carabinieri che vanno a donne, signora. Le donne, quelle che hanno il fuoco davanti. Vabbè, si scalda la cena. Vabbè, c'è chi la vuole cotta, chi la vuole fritta. Si mettono nella stessa macchina 2 seduti davanti e 2 dietro. Arrivano all'angolo di una strada dove c'è una bionda 1,90 m, occhi azzurri, un seno, un lato B. Il carabiniere davanti tira giù il finestrino, fa: signorina, quanto prende? La signorina: 50 davanti e 70 di dietro. Il carabiniere dietro tira giù il finestrino: perché a me... 2 vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come a vecchietto, così, 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me magno? Una minestrina,
un formaggino. Quando mi va bene che mia moglie gli gira bene una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo ti rintosta e te fa ritornare come il ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. A Sor Michele, buongiorno, che gli diamo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh? Lasciate fare, cosa c'è di più bello? Io sto provando tutte le diete in assoluto perché devo perdere 15 kg. Sono andata dal mio dottore, gli ho detto: dottore, come posso fare per dimagrire? Dice: devi togliere le 4 P. Quali sono? Pasta, pane, pizza e patate. Gli ho detto: metteci la quinta. Qual è? Porca puttana, che campo a fare? Ammazzami subito. Allora Cenerentola sta dentro a casa e sta a pulire. Chili mi so fatali guidizza. Mi piacerebbe andare a ballo, ma hanno lasciato qui a pulire. A un certo punto, la fata. Che vuoi? Vuoi andare a ballo? Pure io, perché non ci posso andare? Guarda, io ti mando al ballo, fammi un accordo, io ti mando al ballo, ma ricordate, Cenere, ricordate che se tu a mezzanotte non stai a casa, da capo a piedi diventi una fetta d'anguria. Ma come? Non ci stanno i topolini, a zucca, questa è un'altra storia. Se a mezzanotte non stai a casa diventi una fetta d'anguria, vabbè, Cenerentola sta andando via, la fata, Cenere! Guarda che diventi una fetta d'anguria se a mezzanotte non stai a casa, ho capito! Arriva al ballo, che lì mi so fatali. Entra dentro la sala, il principe vedi a gnoccolona, ecco. Cominciano a ballare, Cenerentola. E il principe Cenere. A me mi è venuta fame. Già c'ha fame questo. Arrivano dentro la stanza e il principe si mette a letto. Si mette a letto sdraiato, a un certo punto si gira, vicino al tavolino c'è stava tutta frutta. Comincia con figo, comincia con uvetta, arancia, a un certo punto piana fetta d'anguria, se la mette davanti. Se gira Cenerentola, Cenere, a che ora devi tornare a casa? Ai 2, ai 3, ai 4. La Rodriguez. Poi se non gli possiamo assomigliare fisicamente, gli vogliamo assomigliare con moda, con la moda. Ci mettiamo tutti questo famoso perizoma perché dà l'illusione di avere una chiappa alta. Solo che dopo i 40 il perizoma è vietato dalla legge, eh? Perché se dopo i 40 ti ostini a comprare il perizoma devi comprare anche un paio di tenaglie in dotazione, perché la sera quel filo... C'è amore, ma non avevo la mutanda, oh. Che a seconda dell'Italia si chiama in maniera diversa. A Roma si chiama perizona perché sta in zona, ma in Sardegna il modo più bello per chiamarlo ce l'avete voi, spaccadrodio. Io odio le donne che sono a dieta. Le odio, sono quelle che vanno dal salumiere così strette. Vorrei 65 grammi di prosciutto. Se il salumiere dice: signora, è un etto. Ho detto 65 quando ci vado io. Vorrei 3 etti di mortadella. Signor, sono 5 etti, lascia. Ma cosa esce a fare per 65? T'ho detto che se te vogliono vedere vengano a casa. Cioè, come fai a essere così magra? Devo essere sincera? No, se ti avanza una cazzata la bodice abbiamo detto. Cioè, non lo so perché mangio tutto quello che voglio, maledetta. In palestra non vado perché sono pigra, ma non muore questa. Evidentemente ha un metabolismo molto attivo. Lei ce l'ha attivo, il mio è morto del metabolismo. Al metabolismo mio quest'anno gli ho detto: alzati che facciamo la prova costume. Ma guardato, mi ha detto: compa del maglione che andiamo in montagna, la sa. Signora. La moglie al marito: caro, ma perché stai a tagliare la coda al cane? Perché stasera vi è tua madre e quindi fa festa nessuno. Signora, mi fa male, non è Valentina Perzia quella che lavora per la televisione? Dico sì, un altro paio di rate e l'ho finita di pagare. Poi comincia a lavorare per una lavastoviglie, la lavatrice. Questo è facile, questo è facile. Il più abile scultore italiano. Oscar Pello. Sì, Oscar Pello, brava. Lasciate fare, sono belle le nostre di donne, un po' in carne. Io sono arrivata oggi, sono scesa all'aeroporto di Cagliari Elmas, una signora mi ha fermato e mi ha detto: ma lei non è Valentina Perzia, quella che lavora in televisione? Dico sì, signora, sono io. Ma lo sa che è meglio da viva? Il faraone egiziano morto in incidente stradale? Sotto un camion. Sì. Ma non dovete dar retta alla pubblicità che vi invitano a comprare cose che poi non servono, come quella signora che non riesce ad andare a corpo e ha trovato la supposta Eva Q.
tutta contenta che ha cagato. Baku, mi funziona il cu. Come finiamo alle stelle con la TV intelligente proprio. Che cos'è il cognac? Il maric della Sorec. Che poi adesso fateci caso, il cellulare, l'uomo, soprattutto l'uomo, per essere figo, per gesticolare, perché noi italiani gesticoliamo, non se lo porta più all'orecchio. Oggi si usano quegli auricolari. Quindi la gente parla per strada solitaria. Io sono arrivata oggi all'aeroporto di Cagliari Elmas, vicino ai parcheggi c'era un ragazzo vicino a un cespuglio che faceva: come stai? Ti sento un po' giusto per io. E quando sta giù è un problema. È inutile che poi voi maschietti ve ne andate in farmacia a comprare quelle pillole azzurre. Dopo i 60 parte la coronaria, Quel mio amico che è andato in farmacia e senza dire niente alla farmacista ha aperto le mani così, muto. La farmacista l'ha guardato: crema per le mani? No, mi devi dare 10 pasticche di Viagra. 10, sì. Domani a Roma atterra un aereo con 160 californiane, voglio fare la mia porca figura. Gli snocciola 10 pasticche di Viagra e se ne va. Il giorno dopo il mio amico ritorna in farmacia un'altra volta con le mani così. La farmacista incredula: altre 10 pasticche di Viagra? No, crema per le mani, l'aereo non è atterrato. Signora, ma che gliela spiega? Perché tutti ci rifacciamo al mito per eccellenza italiano, che non è italiano ma arriva dalla lontana terra dell'Argentina, a questa donna che oramai dilaga sul panorama televisivo italiano dal nome Belén Rodríguez. Guarda gli uomini: no, è perché c'hai vicino tua moglie, dice. Perché quando siete sul divano di casa e appare la Rodriguez e tu sei sul divano, dai le spalle a tua moglie, appena appare la Rodriguez la faccia di voi uomini è questa. La faccia di noi donne è questa. E tuo marito ti guarda e fa e noi donne insistiamo: ma cosa c'ha? Cosa c'ha? Se gli togli la bocca, il seno, la pancia, il sedere, cosa ci rimane? Il marito? Ci rimani tu, ci rimani. Poi Valentina, ma il tuo intervento sì, ci fa ridere, ma vogliamo sapere anche un po' della tua nascita. Vabbè, io nasco come tutti, una spinta, non è che... Avrei dovuto seguire il consiglio della mia mamma. Quando a 18 anni gli dissi: mamma, voglio entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Oggi ne ho 48, 18 anni miei erano 18 anni un po' diversi, si erano ancora delle ragazze che inesperte soprattutto a livello sessuale, non sapevamo, oggi sanno un po' tutto forse troppo precocemente, no? E gli dissi: mamma, cosa vuol dire che per lavorare in televisione potrei scendere a compromessi? Che ti potrebbe venir chiesto di scendere a compromessi, cioè potrai fare un'opera di beneficenza. E girava da queste parti. Io non capivo, dico: mamma, che vuol dire? Che la devi dare. San Giovanni Suergio, credetemi, 25 anni di carriera, quest'anno festeggio, in 25 anni di carriera me l'avesse chiesta uno. Guarda che io gliel'avrei data! Poi ti si invecchia, arriva qua sotto, chi la vuole più? Te la metti a mo' di sciarpetta quando è freddo. Dice: ma le donne dello spettacolo se la tirano. Anch'io ci ho provato, signora, fa un male cane, eh? Dopo un po' la devi lasciare, non è di pongo. Non mi è capitato a me, non mi è capitato a me, quando c'era lui. Io non parlo di politica, ma a onor del vero c'è da dire questo, che quando c'era il mega presidente del Consiglio Silvio Berlusconi al potere, che fece quello scandalo delle ragazze di Palazzo Grazioli, le olgiatine, a parte il fatto che a queste nessuno gli aveva messo una pistola in fronte, ci andavano di loro spontanea volontà, signori, per una botta dai 5 ai 10.000 euro. Io non ci posso pensare. A me perché non mi han invitato, perché se no un paio di botte gliele davo pure io, me le facevo. No. Mi sistema, pensa se a me mi diceva: mi consenta, dico: guarda, entra che qui è da mo' che è aperto. Tu pensa se a me mi regalava il cane Dudu. Lui l'andava cercando, Dudu, io 7 un paio di mesi. E invece non mi ha invitato. E quindi mi tocca lavorare. Tutti oramai vogliamo assomigliare alla Rodriguez. Sì. Lei ha avuto una vita difficile, signori, è partita dalla lontana Argentina per venire in Italia, ha detto alla sua famiglia: io risolverò le sorti della mia famiglia e vi porterò tutti in Italia. Signori, ma voi che ne sapete quanto si è dovuta piegare? Che se vado io in Argentina e mi piego così, pure io mi rimandano a casa dopo un'ora. Signori, la Rodriguez è la donna più bella che c'è nel panorama televisivo italiano, non dite io l'ho vista.
La Rodriguez il lato B ce l'ha alto perché arriva da una terra in cui gli accenti sono tutti in levare. In alto, in su. Quando gli fanno un'intervista, da dove arrivi? Dall'Argentina. E da dove? Da dove? Buenos Aires. Signora, se lo domandano a lei, da dove arrivi? San Giovanni Suergiu, guarda dove cazzo è finito il culo. Non lo rialza più, signora. Lasci fare. Queste sono donne che sono 90, 60, 90, noi 90, 120, 180, una piramide di Cheops. Signora, perché noi mangiamo, ma la Rodriguez la fate stare un anno in Sardegna, cosa diventa? Ave ninchi diventa. Lasciate fare che il bello è, signora. La Rodriguez io sono sicura che ti fa sesso anche quando va di corpo. Devo fare la cacchigna. Si fa i selfie sulla tazza del cesso, bella, un fiore. Quando ci andiamo noi, ci aggrappiamo a quella testa, ti si gonfia la vena in fronte. Signora, lei si è mai guardata allo specchio quando va di corpo? Si gonfiano due vene qua, vena cacatoria. Signora, si guarda. Lei pelato parte da qua dietro la vena, si mette uno specchio di... La Rodriguez. Poi se non gli possiamo assomigliare fisicamente, gli vogliamo assomigliare con moda, con la moda. Ci mettiamo tutti questo famoso perizoma perché dà l'illusione di avere una chiappa alta. Solo che dopo i 40 il perizoma è vietato dalla legge, eh? Perché se dopo i 40 ti ostini a comprare il perizoma devi comprare anche un paio di tenaglie in dotazione, perché la sera quel questo mestiere che oramai faccio da 25 anni, quello di portare il sorriso nella vita delle persone, del sorriso sul viso della gente, e quest'anno dopo 17 anni di lontananza sono tornata a calcare nuovamente il palco della Sei l'Ultima, che mi vide protagonista nell'anno, come concorrente nell'anno 1994, e proprio nell'anno 1994 nacque il mio cavallo di battaglia, per il quale la gente mi ricorda. Allora ci fu un grande conduttore che mi disse: Valentina, ogni volta che farai una serata, un evento, teatro, questa barzelletta non dovrai dimenticarla mai, la devi fare sempre, perché vedrai che negli anni diventerà il tuo cavallo di battaglia. Aveva ragione, perché questa barzelletta nel tempo è diventata anche il mio grande portafortuna. E stasera insieme con voi, con tutto il pubblico di San Giovanni Suergiu, da dove provenite, vorrei, prima di fare la barzelletta, fare un grande applauso meritato a quel grande conduttore che rispondeva al nome di Gigi Sabbani, quindi a lui il mio ricordo sempre, ogni santa sera. E la barzelletta fortunata, con la quale vinsi la mia prima edizione, faceva più o meno così: ci sono 3 amici zoppi che vanno al mare. Non mi dite che è vecchia, perché pure mia nonna è vecchia, ma non è che la butto. Però zoppicavano uno in modo diverso dall'altro, perché il primo zoppicava così, il secondo zoppicava così, 25 anni prima o poi parte la rotula, e il terzo zoppicava così. Dice: ma adesso se andiamo al mare e arrivano 3 belle ragazze, come facciamo a conquistarle? Si alza un ragazzo, uno dei 3 dice: abbiamo risolto, ho trovato l'idea. Come? Arriviamo al mare, ci sdraiamo su 3 sdraio fermi immobili, vedrai che chiunque si avvicina non si accorgerà di niente. Bravo! Non ci avevamo pensato, bravo! Arrivano al mare, si sdraiano su 3 sdraio, dopo 4 ore a Ragosta arrivano 3 belle ragazze. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Antonello, Luca, Paolo. Voi? Simonetta, Sabrina, Annarita. A un certo punto si gira Annarita e dice: ragazzi, che caldo, andiamo a fare il bagno? Si alza il primo: Dio come scotta sta sabbia. Il secondo: dilla a me, è pure piena di buche. E il terzo: non vi preoccupate che le copro io. Grazie.